Ciao, sono Raffaella e queste sono le notizie di Regione Liguria. È stato svelato durante la conferenza stampa al Teatro Ariston il premio che il presidente della Liguria Bucci consegnerà questa sera al festival al vincitore della serata cover. Si tratta di una caravella realizzata dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure. Non solo musica a Sanremo, Regione Liguria, ospite di Costa, ha organizzato il convegno Liguria un mare di futuro per parlare del ruolo strategico della Blue Economy. La regione infatti è prima in Italia per incidenza dell'economia del mare su imprese, ricchezza e lavoro. Durante la terza serata della 76esima edizione, il collegamento lanciato da Carlo Conti ha acceso Piazza Colombo con l'esibizione dei The Colors, uno spettacolo travolgente che conferma il successo del festival diffuso, capace di unire palco e città in un unico grande racconto musicale. Il Megacon arriva in Liguria. Questo weekend la Fiera di Genova si trasforma in un grande punto di incontro per gli appassionati di fumetti, anime, videogiochi e cosplay. Tra concerti, workshop, incontri con ospiti, centinaia di stand e concerti. Come da tradizione, il Trofeo La Egueglia è pronto ad aprire la stagione del ciclismo. Appuntamento mercoledì 4 marzo con la storica corsa ciclistica sulle alture di Laegueglia e Alassio, che ha da poco compiuto i suoi primi 60 anni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.